Oggi, dopo oltre 2 anni, decade lo stato di emergenza. Siamo ufficialmente senza un comitato tecnico scientifico che non abbiamo mai capito a che servisse. Si era formato da 1, 10, 100, 1000 persone, ma ci mancherà. Ci mancherà sentirlo nominare in tutti i TG, in tutti i talk show e da mia nonna, che lo ha sempre chiamato il gomito scientifico. Da oggi tramonta pure il sistema delle regioni a colori. Quanti ricordi! Quante giornate passate a cercare le scuse migliori qualora ci avessero fermato i carabinieri. Non sarà più obbligatorio il Green Pass per la maggior parte delle cose. E ci mancherà. Ci mancherà quella tensione che si veniva a creare davanti al commesso, davanti al cameriere, in attesa che spuntasse la spunta verde. Addio alla DAD, allo smart working e a tutto ciò che avveniva da remoto. Torneremo nuovamente ad indossare i pantaloni. Perché noi siamo quelli delle riunioni in giacca, cravatta e mutande. Delle mamme che suggeriscono ai figli durante le interrogazioni a casa. Delle bestemmie durante le proclamazioni delle lauree. Addio, stato di emergenza. Questa giornata non la dimenticheremo mai. 1 aprile 2022. Come 1 aprile? E oggi è 1 aprile. Oggi è il 1 aprile? Minchia, vuoi vedere che è tutto uno scherzo? Pesce d'aprile! Pesce d'aprile! È il pesce d'aprile più bastardo della storia! Ma infatti lo dicevo io che era strano che levavano lo stato di emergenza. Ma certo, ci sta piacendo, c'è stato di emergenza, pesce d'aprile! Pesce d'aprile! Pesce d'aprile!